Giovedì 7 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia in primo piano riguarda scusate per problemi tecnici, riprendiamo immediatamente. Riguarda la Guardia di Finanza, scusate, eccoci qui, colf e badanti ignoti al fisco. Il monitoraggio della finanza di Belluno con il supporto dell'INPS fa emergere 128 evasori totali, ulteriori controlli su 3.000 posizioni. Lavoratori in regola con i contributi ma che non pagano le tasse, nascosti redditi per 5 milioni di euro. I datori di lavoro li mettono in regola ma in tanti tra colf e badanti non fanno nemmeno la dichiarazione dei redditi. Sotto l'occhio della Guardia di Finanza di Belluno ci sono redditi per oltre 5 milioni di euro e gli accertamenti delle fiamme gialle sono appena all'inizio. Controllate solo 152 collaboratori domestici su un totale di circa 3.700 posizioni in collaborazione con l'INPS. Di questi 128 non ha proprio presentato la dichiarazione, rientrando nella categoria degli evasori totali. L'approfondimento di Sosso a pagina 14. La foto di copertina è dedicata al maltempo in provincia di Belluno. A Livinallongo non passa il bus, studenti lasciati a piedi. Ancora neve fino al weekend, chiuso il Giao, rischio valanghe. Le precipitazioni attese nella notte tra martedì e mercoledì sono state intense fino a 40 cm sulle strade, problemi solo sui passi. In questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, uno scatto che ci porta sul passo Giao, ma il bus non passa a Livinallongo, scatenando le proteste dei genitori. L'approfondimento a pagina 15. Fatto di cronaca, il video shock sul rugbista rimane senza colpevoli, la morte di Totò sulla Feltrina, le immagini girarono sui telefoni. Video shock dopo lo schianto mortale, non si saprà mai chi l'ha fatto. Il minuto e 23 secondi girati con un telefonino che mostrano le conseguenze dell'incidente sulla Feltrina costato la vita a Salvatore Totò Stefani non hanno un regista certo. La procura di Belluno ha archiviato il fascicolo aperto sulla base della querela presentata dai genitori Armando e Maria Elisabetta dopo i fatti del 16 novembre 2022. A noi basterebbero le scuse, dicono dalla famiglia, che è pronta ad una causa civile per il concorso di colpa. L'approfondimento di Sosso a pagina 20. Predazione a Belluno, attacco dei lupi, cavalli sbranati dentro il recinto elettrificato, lupi sempre più vicini alle case. A Levigo siamo nel capoluogo bellunese, all'agriturismo Bachero, un branco l'altra notte ha ucciso 2 cavallini nel recinto elettrificato consegnato da Avepa proprio per fermare le predazioni. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 19. Alto Bellunese, il mondo ladino si spacca, federazioni divise sui fondi. La spaccatura nel mondo ladino è anche un tema di futuri contributi in attesa che la regione dia via libera ai Ladins de Soramonte. Le 2 federazioni già ne reclamano l'una più dell'altra. L'approfondimento a pagina 26. Finali provinciali, studentesche per 150 ragazzi, scuole e scacchi vanno a braccetto. Dopo un lungo periodo di assenza, il gioco degli scacchi sta tornando nelle scuole. Quest'anno i tornei scolastici hanno riacceso la passione tra studenti e docenti, confermando una tradizione che negli anni ha portato a ottimi risultati, anche a livello nazionale. Ieri il campionato provinciale Trofeo Scacchi Scuola 2023-2024 ha visto la partecipazione di più di 150 studenti provenienti da 10 istituti. L'approfondimento a pagina 18 a firma di Di Stilo. E un richiamo a livello regionale ci porta comunque in provincia di Belluno. Il legale segue una coppia di mail. Paniz, il ricorso all'Europa aiuterà tutte queste famiglie. L'avvocato Maurizio Paniz segue un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per conto di una coppia di donne del Bellunese. L'approfondimento a firma di Ferro a pagina 2 e a pagina 3. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 14. Ecco il risultato di una indagine delle Fiamme Gialle. Colf e badanti sconosciuti, al fisco la finanza fa riemergere 5 milioni di euro. Accertamenti su 152 collaboratori domestici che lavorano in regola, la maggior parte non paga le tasse. I controlli proseguono sotto la lente. Ci sono oltre 3.000 posizioni, accordo con l'INPS.
Fanno fatica a pagare le tasse, agli sportelli del CAF volano insulti, le testimonianze dei sindacati e dei referenti dei centri di assistenza fiscale del Bellunese. Quello del mancato pagamento delle tasse sul reddito credo sia un problema culturale e un retaggio dei paesi da cui arrivano le persone che qui da noi fanno le badanti, tanto che molto spesso, quando al termine della denuncia dei redditi e della compilazione del modello 730 i nostri operatori consegnano i modelli F24 da pagare, non mancano le proteste, qualche volta anche veementi. D'altra parte, chi paga volentieri le tasse? Claudio Zaccarin, amministratore delegato di CAF CGL Nord-Est, fa il punto della situazione di questo particolare settore occupazionale in provincia, anche alla luce delle inadempienze con il fisco evidenziate dalla Guardia di Finanza di Belluno durante le verifiche su questi lavoratori. Si parla di maltempo a pagina 15, ancora nevicate fino al weekend, il pericolo valanghe resta di grado 3. L'ARPAV consiglia prudenza per i cumuli di neve ventata, una frana a Livinallongo costa 100.000 euro alla provincia. E sempre a proposito di maltempo, il bus non si presenta, i 15 studenti saltano la scuola. La rabbia dei genitori di Livinallongo, le strade erano pulite, in una settimana è accaduto 3 volte, stanchi di questa situazione. Siamo a pagina 16, anche gli alpini nel terzo settore, volontariato con vantaggi fiscali, la riforma salutata dalle associazioni Dharma, riconosciuto il nostro impegno nella solidarietà. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. D'ora in avanti anche gli oltre 15.000 volontari delle 15 associazioni combattentistiche Dharma della provincia di Belluno faranno parte del terzo settore, contando così su agevolazioni fiscali e contributi al pari delle altre associazioni. In questo modo potranno svolgere servizi di solidarietà senza cambiare il loro statuto, quindi mantenendo la propria identità. È stato infatti approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati l'emendamento alla legge che istituisce il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tanto atteso dall'Associazione Nazionale Alpini, dall'Associazione Nazionale del Fante e dalle altre associazioni Dharma. Sono una quindicina le associazioni del settore in provincia di Belluno, la più numerosa è l'ANA con poco meno di 10.000 alpini. Focus sulle lavoratrici a Villa Pat e all'Italia in piazza lo sciopero rosa. Domani numerose iniziative per celebrare l'universo femminile, a Feltre passeggiata per parlare di donne illustri e visita al Rizzarda. Siamo a pagina 17, tensioni su Borgo Piave e Borgo Pra, il comitato, la votazione va rifatta. Il progetto taglierebbe fuori l'Oltre Piave, il sindaco non torna indietro, hanno deciso i cittadini. L'associazione popolare nessuno sapeva che si sarebbe deciso, la frazione resti unita. L'approfondimento di Forzin vi aspetta a pagina 17. E adesso una notizia per gli appassionati del mondo degli scacchi. Scacchi che passione, sfida tra 150 studenti nel torneo provinciale. Erano 10 istituti rappresentati dalle elementari alle superiori, selezionati i partecipanti alla fase regionale e a maggio le finali nazionali. Giornata mondiale, salute dei reni e trapianti, 2 incontri con l'USL. Il primo è per l'11 marzo alle 17 all'ospedale di Feltre, il secondo il 12 marzo dalle 17 alle 19 all'ospedale di Belluno. Siamo a pagina 19, rimaniamo nel capoluogo, i lupi tornano al Bachero, uccisi 2 cavallini nel recinto elettrificato. Il recinto elettrificato non è bastato a tenere lontani i lupi, un branco ha ucciso nella notte fra martedì e ieri 2 cavallini falavella, una razza pregiata che al Bachero in tanti andavano ad ammirare incuriositi. Si tratta di cavallini nani più piccoli dei pony. Di 4 esemplari ne è rimasto solo uno, una puledra, il fratello è rimasto vittima di una predazione dei lupi l'anno scorso. I 2 adulti sono stati uccisi l'altra notte. Abbiamo recintato in modo elettrificato con 5 fili di quelli finanziati da Avepa, ma ormai abbiamo capito che non sono sufficienti. I lupi li saltano, spiegano dall'attività. Sempre da Belluno, schianto in via Meassa, 2 feriti e il traffico va in tilt. E continuiamo con pagina 20, Feltre, rugbista morto, video shock senza colpevoli, le immagini senza filtro dello schianto girarono su migliaia di telefoni, la procura chiude la querela della famiglia di Totò. L'articolo a firma di Gigi Sosso, video shock dopo lo schianto mortale, non si saprà mai chi l'ha fatto, il minuto e 23 secondi girati con un telefonino che mostrano le conseguenze dell'incidente sulla Feltrina costato la vita a Salvatore Totò Stefani, non hanno un regista certo. La procura di Belluno ha archiviato il fascicolo aperto sulla base della querela presentata dai genitori Armando e Maria Elisabetta dopo i fatti del 16 novembre 2022. Il pubblico ministero Alberto Primavera non ha potuto individuarlo e la famiglia del ventenne moglianese dipendente della Vipa di Anzù e rugbista del rugby non ha presentato opposizione all'archiviazione. E tutela dagli avvocati
è tutelata dagli avvocati Paolo Aspodello e Silvia D'Olif, che si stanno muovendo anche nel versante civile. I reati ipotizzati erano quelli di omissione di soccorso e violazione della privacy. Si sosteneva che l'uomo avesse pensato a confezionare un filmato da condividere poi sui social, invece di fare una telefonata al 118, e violato il privato del conducente del furgone deceduto nell'impatto contro un camion. Gli sviluppi delle indagini, pronta una causa civile per il concorso di colpa. Il camionista non avrebbe responsabilità, almeno dal punto di vista penale, ma nel civile, dopo lo schianto del 16 novembre 2022, sulla regionale Feltrina la procura di Belluno aveva commissionato una consulenza allo specialista Pierluigi Zamuner affinché ricostruisse con precisione la dinamica dell'incidente che è costato la vita a Salvatore Stefani. I risultati hanno scagionato il conducente del mezzo pesante e il fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio stradale aperto a suo carico è stato archiviato. Siamo a pagina 21, aveva 76 anni, notaio, scrittore e appassionato d'arte, la città in lutto dice addio ad Enzo Rossi. Appena il mese scorso aveva organizzato un convegno a Pedavena, domani funerali alle 14:30, lutto che interessa la comunità di Feltre. E rimaniamo a Feltre, un'opera di Valerio Bellati arricchisce la Galleria Rizzarda. E sempre da Feltre, notizia di spalle, materiale instabile sopra la strada regionale 348, Feltrina, allertati i pompieri. Siamo ad Arsie, Casa del Popolo a Rivai, serve un restauratore per dare il via ai lavori. L'edificio diventerà un centro di aggregazione per i residenti e la soprintendenza chiede una relazione agli intonaci. La Mon, posa della fibra ottica, lavori bloccati a Gorna, si cerca un'altra ditta. E ancora la storia dell'ex manicomio raccontata nel libro di Trimeri, Voci del verbo cancellare, si presenta al campus domenica alle 17, testimonianze e aneddoti ricostruiscono le varie fasi della struttura. Valbelluna, pagina 23, Sedico, paesi preparati alle emergenze, nuovo piano di protezione civile. L'Unione Montana scrive gli interventi per Sedico, Sospirolo, Limana e Borgo Valbelluna, dalle alluvioni ai terremoti, la criticità testate con una serie di simulazioni. E sempre da Borgo Valbelluna, memoria e ginnastica, i corsi per anziani fanno il pieno di iscritti. Spostiamoci a Longarone con pagina 24, nuovo istituto Calvi Dolomie, si amplia l'offerta formativa. Sono iniziate in questi giorni le operazioni per l'unione delle due scuole superiori. La nuova entità giuridica avrà 800 studenti, 7 i percorsi di studio proposti. Trasporto a chiamata, stanziati 27.000 euro, si riparte da domani, notizia che interessa sempre Longarone. E ancora Borgo Valbelluna, pazienza, amore e passione, i semplici segreti di Guido Rolt, maestro cestaio per vocazione. Ed ecco appunto Guido Rolt in uno scatto in cui è a fianco alle sue opere realizzate appunto con i vimini. Siamo a pagina 25, Livinallongo del Coldelana, dolomitiforall.it, 3,8 milioni per un turismo che volta pagina, destagionalizzazione, inclusività e accessibilità totali, web marketing spinto, il massiccio ricorso alla tecnologia, approccio esperienziali, i cardini del progetto. Il comune capofila di un gruppo di ben 76, i soldi li metterà tutti il Ministero. Alleghe, scuola dell'infanzia, trasporto e mensa andranno in appalto, Gosaldo, Don Vecchio, confine, la strada sarà sistemata. Notizie da Cortina, ma non solo, il mondo dei ladini, spaccatura anche sulle risorse, le due federazioni alla prova contributi, in attesa che Regione dia libera ai ladins dei Soromont, entrambe le parti rivendicano l'una più diritti dell'altra. Leandro Grones, sindaco del comune di Livinallongo, noi ex asburgici dobbiamo tutelare la nostra identità e dunque si provveda di conseguenza. Lucio Eicher-Clare, noi siamo 40.000, abbiamo diritto a una pari dignità, l'attuale divisione è ormai antistorica. Cristian e Francesca, i giganti in corsa sulla rotta del dragone, da stasera su Sky e Now TV, le avventure di Ghedina a Pechino Express. E continuiamo con Cortina, planetario vicino alle scuole e stavolta in via permanente. Trovata la nuova collocazione dopo lo sfratto per via della costruzione della pista, l'assessore De Mattia, una scelta condivisa con l'associazione astronomica. Vigo, la sindaca Calligaro, nuova vicepresidente del GAL Alto Bellunese. Domegge, impianti di Vallesella, il progetto firmato Bassi attende solo l'ok del CONI. E ancora Auronzo, gestione dell'Avaredo, base d'asta a 39.000 euro, domande entro il 4 di aprile.
Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, la mostra, le granate, le catene e i colori della speranza, arte e storia dai campi rifugiati nel mondo. A Treviso, Imago Mundi presenta le opere di 162 artisti che vivono o hanno vissuto da profughi un messaggio universale. Dalla rubrica Giorno e Notte Cortina, Luci incontra Lucio, Dalla e Battiste rivivono all'Alexandra Girardi. Sabato lo spettacolo concerto di Sebastiano Somma, le loro canzoni per uno spaccato musicale dagli anni 60 ad oggi. Sport e calcio seconda categoria tra Comelico e Ponte risolve De Mario nel big match 3 punti alla terza, 2-1 il risultato finale tra Comelico e Ponte nelle Alpi. Hockey Alps League playoff, il Cortina va a Merano per ipotecare la serie, sarà una battaglia. Alle 20:30 il via a gara 2 dei quarti al meglio delle 7, Zanatta vorranno riscattarsi, stiamo concentrati. Ancora dall'hockey Serie B, il Feltre può scrivere una pagina di storia, stasera il match point sul ghiaccio di Varese. Curling, mondiali wheelchair, l'Italia si arrende a Cina e Corea del Sud e scivola all'8° posto. Calcio a 5 Serie A2, canottieri in crescita, Fiabani ai playoff sarebbero un bel regalo. Calcio a 5 giovanili, canottieri da luci ed ombre cadono under 17 e 19, l'under 15 strapazza i pupi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. In pianura cielo nuvoloso a tratti parzialmente nuvoloso con parziali schiarite. Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.